Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo primo video sul canale. Ho come primo video, e forse come l'unica serie uguale che porterò al canale, Minecraft. Allora, andremo subito a creare un mondo. Se vedete nuovi mondi da creare, il primo è il mio mondo, quello là, il secondo è un mondo più a cazzo, il terzo è la Skyward, e porterò anche delle questo map sempre allenata a Minecraft. Allora, metteremo metà sopravvivenza, però anche un moda hardcore sempre se voglio. E se voi volete. Allora, questo mondo lo chiamo calcini sporchi. No, che mondo kebab. Il mondo dei kebab. Kebab. Ah. Chiamiamo, vai. Adesso sì. Come vedete qui a Minecraft 1.8.6 mi si è aggiornato solo. Aspettiamo un attimo che carica. Sempre se carica. Certo ci mette un bel po', però. Ecco. Bene. Il vuoto. Il vuoto. Ecco, andiamo a prendere della legna. E per iniziare subito su Minecraft bisogna sempre prendere della legna, perché è indispensabile, ti fai gli oggetti e tutti i crafting table, davvero serve davvero. Bene, qui sta affiatando perché alberi crescono doppi, ci sta davvero tanta legna. E questa è una cosa buona. Questa prima puntata farò nel prendere il materiale per cui la cobblestone, cercare di trovare il carbone al freddo, ma andremo tanto giù e farsi le prime cose, tipo una fornace, un buco, una porta, un letto, cercherò oggi di fare un letto, non è detto che faremo. E vabbè, allora, vai, prendiamo questa legna. La prendo tutta perché è indispensabile, lo ripeto. Non è inizia manca subito scavare, perché senza gli oggetti non si fa niente. Penso che 15 pezzi hanno bene. Oh, una mucca. Muori, mo ci dà primo cibo. Muori. Muori, ecco. Aspetta un attimo, ci sono dei funghi. Ci servono molto, sono molto utili i funghi perché danno i funghi e con i funghi si fa e con i funghi ci fai o dei pianti oppure ci fai, come dire, delle zuppe, le zuppe sono davvero ottime. Buono. Vai. Lo prenderemo un po', arriveremo a 12, dai. A 12 euro al fine. 12. Eccola. Adesso. Ciao, praticamente. 60, crafting table. Poi 9. Qui dove ci faremo il buco. Vai. 2 stecchetti. 1, 2, 3 stecchetti. Ci faremo. Lo lascio. Per prendere altre. Un piccone sempre indispensabile. E una spada. La pala. La roba con la pala si prende anche a mano, quindi c'è anche importante. Allora. Con la lascia andremo subito a prendere altre legna che ci servirà poi dopo per fare altre cose. Tutto legno è indispensabile. Si deve prendere per forza. Io non più che forza. Prendo 10 blocchi e forza. 7, 8, 9, 10. Con altri 40 pezzi. Che trasformeremo subito. Ok. 18, perché dico 40? Con la spada che noi abbiamo andremo a ammazzare e prendere altre del cibo. Ci servirà molto, ammazzare questa mucca di merda.
Un'altra roba. Oh, guarda questa. Una palude. E nelle paludi, come potete vedere, stava sempre qui. Cibo gratis, quindi. E come tipo facciamo le zuppe con l'uovo. Sono sempre utili. Guarda che bello. La lava e la cobblestone. Qui con il nostro piccone. No, stiamo sparando una buona zona. Perché spariamo nel deserto no. Ah, quante pozze di lava. E anche quante pozze d'acqua. Andremo a prendere la nostra prima cobblestone. La prenderemo qua. Prenderemo un bel po'. Faremo una fornace e anche una spada, perché il piccone per adesso lo teniamo di legno. Quindi contiamo, già ne ho prese quante? 5, questa 6, questa 7, questa 8, questa 9, questo 10, questo 11, questo 12, questo 13, questo 14, 15, questo 16. No, che ho preso 20. 4 in più. Buono, buono. 7. Adesso ho voglia di altro cibo, quindi semmai andiamo a prendere delle pepe. Vai. Vediamo qui se vediamo le pecore. Ah, io sto... Cioè, a me fa male la testa. Cioè, sto registrando mi fa male la testa. No, non la testa, sono venuto da una festa. Ma cosa facciamo? Tu muori perché devi morire. Con queste mucche ci vedremo anche l'armatura. No, ecco, è morto, sono morto. No. Ma quanto non fai? Morite. C'è un'armatura buona, l'armatura per adesso, l'armatura così. Abbiamo 9 penne. Buonissimo. 11, buono, ancora di più. 13. 14. Un muore, dei muore, tu riesci a battere. Questa 16. E penso che con 16 ci potremmo fare già l'armatura. Quindi facciamoci il craft. Penso che ci stabiliremo qua per oggi. Qua sotto facciamo così. Facciamo 1, 2, 1, 2, 1. Questo legno me lo ricordo più. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E qui faremo una porta. Quindi, facciamo un altro puntello. Le torce non vi preoccupate, le faremo con la selce. Mettiamo qua. Craftiamoci la porta. Che poi nella versione aggiornata danno 3 di porte, quindi lo mettiamo qua. Poi questa qua ci mettiamo una fornace. Ecco, la mettiamo qua. Poi sulla fornace mettiamo qua un po' di questo. No, aspetta un attimo. Mi sa che dobbiamo mettere uno di questi. Tua mamma. Quella ne vediamo 3, va. 2 e 3. Dov'è il terzo? Sta qua. Giusto, sì. Bella la nostra prima casetta, mi piace tanto. Ah, dove sta? Chiudiamo. Andiamo qui a craft. Mettiamo. Se non è questo qua. E uno così. E poi c'era l'altro. Così ci prendiamo più. Vale, adesso io lascio così. Poi con i restanti faccio una spada. E un piccolo. E poi con questi faccio una cesta. Questa cesta, ok, metterò qua.
Qui le pecore è improbabile che ci stanno perché stiamo lavorando. Infatti stanno come ho visto comunque. Per la prossima puntata sembra che andremo a cercare. Altri mucchi, non vedere. Le sue lasce di pecore. Vabbè, che nella zucca c'è come fare i libri, faremo anche con i libri, faremo le librerie e quando vedremo diamanti. Il primo diamante lo lasceremo per dire come il prossimo diamante per bellezza. E poi gli altri li useremo. Non lo so, 22 sono buoni. Lo vediamo a casa. E quello. Come vedete là c'è di me, bello questo, visto difficile questo lo riprendere. Mi piace. Ho fatto un giardino zello questi fiori nella mia serie principale, non mi manca più un mondo per la mia. Non dovrebbe riuscire a fare. No, era buio. Poi mob spawnano e poi ce li abbiamo per fortuna. Ho raccolto anche dei semi che ci serviranno in futuro per fare il morto. Ah. Carbonello. E due ce li avevo, no, facciamo uno. Facciamo uno. E ci danno 4 torce. E va bene, 4 facciamo. Mettiamo nella cesta le cose che non ci servono. Questo, questo ci serve adesso. E questo adesso prendiamo, ci cuociamo il nostro cibo e ci facciamo la roba. Allora, prima il cottrino ci possiamo fare bene. Vabbè, adesso va bene così. Il blocco lo andrò a prendere al prossimo turno. Già fatto 3 bisteccozze e ne andrò a mangiare subito. Ah, mi dà subito 3, buonissimo, devo una bistecca 3 e infatti quello di questo, aspettate un attimo. E per adesso lo sfruttamento è durato un po', il prossimo appuntamento andremo alla ricerca di pecore e di qualche materiale per uccidere altre mucche e ci vedremo nel prossimo